Ma voi sapete qual è quella cosa che 1. Ci fa stare benissimo, 2. Non ci fa inquinare, 3. All'occorrenza possiamo anche aggiustare da soli. È proprio lei, è la bicicletta. E sapete perché ve ne parlo? Perché oggi, 3 giugno 2024, è la Giornata Mondiale della Bicicletta. Pensate che è un'iniziativa voluta dalle Nazioni Unite. Ma perché? Perché si è scoperto che questo mezzo è un mezzo che facilita il benessere della persona, favorisce la mobilità sostenibile e quindi l'utilizzo della bicicletta vuole essere uno stimolo per tutti gli stati del mondo a promuovere una mobilità sostenibile, integrata e che sia una mobilità soprattutto attenta alla sicurezza dei cittadini. La bicicletta è un modo per affrontare una vacanza. Infatti pensate che un pioniere del cicloturismo è stato proprio una figura polesana ed è il Masetti, nato nel comune di Trecenta, che aveva trovato nella bicicletta il mezzo ideale per fare le grandi scoperte e per intraprendere quelle che adesso sono definite le nuove forme di turismo. Anche noi nel nostro piccolo, con i video di Alberto abbiamo trovato il modo di parlare del territorio. Infatti Alberto ha individuato con la bicicletta una serie di territori, una serie di percorsi che si possono conoscere, affrontare partendo da Valgrande. Qui a Valgrande dove potrete trovare anche le vostre biciclette. I percorsi individuati da Alberto, di cui ha già parlato nei video, possono essere visitabili, possono essere conosciuti attraverso il nostro sito o attraverso il canale YouTube.